Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Per la guerra nel Golfo, costretti a partire dall'Oman, a sud degli Emirati, turisti e connazionali in angosciosa attesa da giorni di rientrare in Italia. Bloccati in Sri Lanka, nella capitale Colombo, docenti e allievi del Conservatorio Corelli di Messina. Caro carburanti non solo alla pompa, in strada, aumentato del 35% il prezzo del gasolio agricolo. In difficoltà le aziende siciliane. Confagricoltura chiede controlli contro la speculazione e aiuti alle imprese. A Niscemi anche la Movida prova a ripartire, ma in uno scenario paradossale. In via 4 novembre alcuni locali hanno riaperto, altri nella stessa strada restano chiusi perché ancora in zona rossa. Catania, le donne devono avere salari uguali a quelli degli uomini, è la richiesta della CGIL alla vigilia dell'8 marzo, ma le donne continuano a essere penalizzate, mal pagate e spesso con impieghi precari. Quando l'amore diventa un pericolo, in un liceo di Palermo 300 studenti contro la violenza di genere, molte le ragazze che sottovalutano gli allarmi, compreso uno schiaffo del partner. Dopo il successo a Sanremo torna in Sicilia Tony Pitoni. In tour da Palermo fa anche una capatina nello spogliatoio dei Rosanero con una trovata delle sue. Calcio giocato, il Catania perde 2-1 contro il Benevento al Vigorito. Nonostante il vantaggio iniziale con Lunetta, gli Etnai subiscono il ritorno dei padroni di casa e ora dovranno lottare per difendere il secondo posto in ottica play-off. Serie C, il Trapani perde 4-2 a Cerignola e resta in bilico in classifica in attesa del verdetto della giustizia sportiva. Il Siracusa pareggia 1-1 a Casarano, secondo risultato utile consecutivo, ma situazione critica. Ben trovati, dicevamo attesa e angoscia per migliaia di italiani ancora bloccati a Dubai e in tutto il Golfo. La Farnesina gestisce i rientri, ma l'incertezza dovuta alla guerra rende tutto più complicato. Luca Ciliberti. Oggi è il 6 marzo e saremmo dovuti essere già a casa, ma il nostro volo è stato cancellato, il secondo. Continuiamo a vivere con l'ansia e la preoccupazione di non uscire più da qui. Siamo stanchi di chiedere aiuto e non ricevere nulla di concreto. Sono 100.000 gli italiani coinvolti direttamente o indirettamente nelle aree di crisi. La Task Force Golfo, istituita dalla Farnesina, ha gestito oltre 15.000 chiamate dall'inizio della crisi, circa 200 contatti all'ora e diverse migliaia di email. Gli italiani aiutati a lasciare le aree a rischio sono arrivate quasi a 10.000. I turisti stimati nelle aree adesso sono 8.900 tra Oman, Emirati, Bahrain e Qatar. La gestione dei voli e dunque i rientri dipende dalle contingenze giornaliere, spiegano dalla Farnesina. Così i turisti e i connazionali sono spesso costretti a partire anche da altre località, soprattutto dall'Oman, considerato oggi un paese sicuro. Stanno andando tutti dagli Emirati Arabi Uniti, quindi da Dubai verso l'Oman. Così ad occhio ci saranno una trentina di autobus in fila. Sono invece bloccati in Sri Lanka, nella capitale Colombo, docenti e allievi del Conservatorio Corelli di Messina. Purtroppo siamo ancora fermi in attesa di un volo in rientro a casa. Non abbiamo ancora notizie neanche sui possibili rotte alternative e per cui l'apprensione aumenta. Dubai è infatti uno degli aeroporti di transito tra Oriente e Occidente ed è partito dalle Maldive un volo con circa 320 italiani, di cui 60 fragili, mentre partiranno oggi per un problema legato alla disponibilità degli aeromobili. In un primo tempo la partenza era prevista per ieri, voli charter per riportare in Italia i crocieristi della nave MSC Euribia fermi nel porto di Dubai a causa dello scoppio del conflitto. E ancora altri effetti della guerra in Medio Oriente, il gasolio agricolo alle stelle, non soltanto quindi i rincari dei carburanti sulle strade, a risentirne l'intero comparto agricolo della Sicilia. E già Confagricoltura chiede controlli contro la speculazione e aiuti alle imprese. Veronica Barbarino.
Non si sono fatti attendere gli effetti dell'operazione militare USA-Israele contro l'Iran. A pochi giorni dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, il prezzo del gasolio agricolo ha registrato un'impennata improvvisa, mettendo in difficoltà le aziende del settore primario anche in Sicilia. Il costo del carburante utilizzato nei campi è aumentato di oltre il 35%, un rincaro che arriva proprio alla vigilia dei lavori primaverili nei campi. E l'aumento dei costi non si limita al solo carburante. Insomma, anche il timore fondato di un incremento dei prezzi nel costo di acquisto dei fertilizzanti azotati che vengono prodotti con il gas naturale che in massima parte viene prodotto nel Golfo Persico, oppure i substrati utilizzati nelle aziende che hanno una componente notevolissima, anche superiore al 50% del costo del trasporto. Un colpo che tocca in Sicilia, particolarmente il territorio ragusano, primo polo italiano per produzione orticola e floricola in serra e detentore del 60% della produzione lattiero-casearia siciliana. È importante che ci si attivi da un lato per frenare spinte speculative e dall'altro per aiutare il settore che si trova in una grande difficoltà. Si chiede quindi aiuto affinché non si attivi una spirale di rincari destinata a pesare anche sul portafoglio delle famiglie. Altre notizie: a Nicemi la Movida prova a ripartire, anche la Movida, ma in una situazione surreale. In via 4 novembre alcuni locali hanno riaperto dopo oltre 40 giorni di stop, altri che sono a pochi metri di distanza e sempre sulla stessa strada restano chiusi perché sono ancora in zona rossa. Vediamo il servizio di Gerry Italia. Via 4 novembre prova lentamente a tornare alla normalità. Da sabato alcune attività hanno rialzato le saracinesche dopo oltre 40 giorni di chiusura forzata, ma la strada simbolo della Movida di Niscemi oggi appare divisa a metà. Da un lato i locali aperti, dall'altro quelli rimasti nella zona rossa e ancora chiusi. Sarà dura adesso ripristinare dopo 40 giorni tutto, e far ritornare i clienti, far ritornare la fiducia alle persone di tornare con tranquillità in piazza, ma ci stiamo impegnando. La speranza di ripartire quindi, ma anche la consapevolezza che non per tutti sarà possibile. A pochi metri di distanza il locale di Damiano Schembri, proprio a ridosso del Belvedere, ricade infatti nella cosiddetta zona nera e non potrà mai più riaprire. Sarà molto difficile rinnovarci di nuovo in un altro punto. Guardandoti alle spalle cosa provi? Amarezza e tristezza. Intanto nei locali che hanno potuto riaprire i clienti stanno lentamente tornando. Un po' di clienti sono tornati, stiamo ritornando alla normalità piano piano. Una situazione che crea inevitabili malumori tra gli esercenti proprio per la vicinanza tra attività aperte e altre rimaste chiuse. Affronteremo appena possibile con chiaramente chi di competenza per dare soluzioni anche a coloro i quali hanno lamentato questo fortissimo disagio. Intanto la città prova a riprendersi la sua vita. Tra luci riaccese, tavolini all'aperto e locali ancora serrati, la Movida di Niscemi resta sospesa tra ripartenza e ferite ancora aperte. A 2 anni di distanza dal massacro va avanti a Palermo il processo per la strage di Altavilla Milicia, il massacro di una famiglia durante un esorcismo. In aula la deposizione di Massimo Carandente che dice: erano indemoniati, ho visto tutto con i miei occhi. Lorena Dolci. Una palla nella pancia, voci che urlano dal fuoco, corpi che si agitano all'unisono sotto le torture. Gli orrori di una settimana di sevizie, 3 omicidi, un corpo bruciato e seppellito in giardino sono stati ripercorsi in tribunale a Palermo nell'esame di Massimo Carandente, uno dei protagonisti della strage di Altavilla Milicia, ancora convinto a distanza di 2 anni che in quella famiglia fossero tutti indemoniati. Pensavo che Manuel sarebbe resuscitato dopo il rito di purificazione, ha raccontato l'uomo che insieme alla compagna Sabrina Fina si è unito alla famiglia per portare avanti gli esorcismi finiti nel sangue. Mentre bruciava il corpo di Antonella, dal fuoco ho sentito una voce che parlava, poi le urla che uscivano dalle fiamme, riferisce Carandente. Lui che assiste a tutto come in un film, ma non partecipa, anzi all'inizio ho provato a fermarli, dice, ma poi ho desistito perché in fin dei conti Antonella e i figli erano invasi dai demoni. Erano cose concrete, le vedevo con i miei occhi e ci credevo. Secondo le sue
sue dichiarazioni, il primo a essere ucciso il piccolo Emanuel, 5 anni, per mano della sorella Miriam, sopravvissuta e condannata a 12 anni, e di Sabrina Fina. Poi tocca a mamma Antonella, uccisa dal figlio Kevin, incitato dal padre Giovanni Barreca che gli urlava: «Vedi, è lei il mostro che ha ucciso tuo fratello, non è tua madre, è un mostro». Poi è il turno dei 2 fratelli. Gli abbiamo fatto bere una siringa di caffè ed entrambi vomitarono, ha detto Carandente in aula, ma Kevin vomitò anche una ciocca di capelli biondi. Fu il segnale che anche lui era posseduto e per questo venne ucciso. A parità di salario tra uomini e donne, certificazione di genere e cambiamento culturale. Su questi obiettivi la CGIL invita a riflettere in vista dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Adelaide Barbagallo. Mal pagate, spesso con impieghi precari, costrette a scegliere tra famiglia e lavoro. Nel 2026 le donne continuano ad essere penalizzate nel mondo del lavoro. A Catania rappresentano circa il 30%. La CGIL sollecita aziende e mondo produttivo ad adottare la certificazione di parità di genere e la direttiva europea sulla trasparenza salariale. E questo è il modo migliore per il sindacato per celebrare l'8 marzo. Lavorare su questo vuol dire rendere le donne libere di vivere, di autodeterminarsi, ma anche libere dalla violenza. La certificazione di parità di genere converrebbe anche alle aziende. Questa certificazione, tra l'altro, prevede che le aziende abbiano degli sgravi fiscali nel momento in cui assumono delle donne e pongono in essere appunto tutta questa attività, tra cui anche la formazione, e che hanno anche un punteggio prioritario quando partecipano ai bandi e quindi nel mondo anche degli appalti. Non solo strumenti economici e legislativi, serve, è stato sottolineato nell'incontro, cui hanno partecipato anche Confindustria Catania, Confindustria Imprenditoria Femminile, Confcommercio Catania e Confcommercio Terziario Donna, un cambiamento culturale. Violenza sulle donne. A Catania un uomo è stato arrestato per stalking nei confronti dell'ex moglie e per aver aggredito il suo nuovo compagno in una pizzeria di Acireale. La vittima è stata ferita e ricoverata in ospedale. La polizia ha scoperto anche un GPS nascosto dallo stalker sull'auto della donna. E a Caltanissetta un uomo con braccialetto elettronico ha minacciato e picchiato in strada la sua ex, il nuovo compagno e la figlia minorenne. La violenza di genere deve essere anzitutto prevenuta, senza sottovalutare anche un solo schiaffo del partner. Di questo hanno discusso a scuola a Palermo più di 300 studenti. Marco Cullà. Sara, all'improvviso tu prendi uno schiaffo dal tuo compagno, dal tuo partner, dal tuo amico. Cosa faresti in quel caso? Allora, penso che la prima cosa che farei è cercare di capire il perché di questa azione e poi sicuramente andrei a dirlo a qualcuno. È una delle domande che è stata rivolta a queste studentesse in occasione del convegno Quando l'amore diventa pericolo, femminicidio e narcisismo patologico. Ci avviciniamo all'8 marzo, giornata in cui si celebra la donna, e questa iniziativa rientra nelle attività di educazione al rispetto e di prevenzione della violenza di genere. Oggi è stato un incontro non tanto informativo quanto di prevenzione, una prevenzione direi quasi primaria. In che cosa consiste la prevenzione primaria? Nel rendersi veramente conto della persona che è accanto. Spesso molte ragazze sottovalutano il comportamento di chi sta loro accanto. Anche uno schiaffo può non essere considerato un primo segnale d'allarme. Molte volte quando si è dentro a queste situazioni si tende a sottovalutare le situazioni di pericolo, le ipotetiche situazioni di pericolo, perché si pensa di conoscere bene la persona che sta accanto, però poi non sempre è così. Conoscerla al massimo, non semplicemente approcciarsi in un modo superficiale. Dove vai? Non uscire con le tue amiche, stai con me, oppure non studiare, perché devi studiare, non ti preoccupare, stai con me. La privazione sempre dell'altro, questo è un grande limite. A Palermo è diventata un'associazione Nomaranza, l'idea lanciata dallo chef Natale Giunta dopo l'omicidio di Paolo Taormina, che era stato ucciso, ricorderete, a ottobre mentre sedava una rissa fuori da un pub. Obiettivo di Nomaranza: contrastare la malavomita, fermare risse e pestaggi. Aderiscono commercianti e cittadini di Palermo. Marco Cullà.
Da cartello affisso davanti al suo locale ad associazione, lo chef palermitano Natale Giunta ha presentato Nomaranza. L'associazione nasce con l'obiettivo di contrastare la mala movida e arginare episodi pericolosi come risse e pestaggi che spesso si registrano nelle notti di Palermo, sfociati anche in eventi tragici come l'omicidio di Paolo Taormina, ucciso davanti al suo locale. Nomaranza perché al nord di Nomaranza sono i Maranza di oggi, seconda generazione di immigrati e delinquenti, da noi Maranza viene dall'ultimo killer che ha ammazzato Paolo Taormina, quindi Maranza no. Nell'associazione avrà un ruolo anche l'ex inviata di Striscia la Notizia, Stefania Petix. Vedo una movida sempre più incattivita e pericolosa per i nostri ragazzi e anche per noi, per cui sentivo che bisognava fare qualcosa. Quando mi hanno detto vuoi partecipare, quindi evidentemente il mio ruolo è dar visibilità al problema, perché il problema esiste. Io ho detto sì, perché comunque è un problema e non possiamo permetterci di non vederlo. Tutte le volte che non abbiamo visto un problema in questa città poi è diventato più grande, dobbiamo fermarlo in tempo. Movida sicura è allontanare chi invece vuole creare danni e disagi. Gli obiettivi dell'associazione, che ha già incamerato diversi tesserati e soci tra commercianti e residenti. Che garante della sicurezza. A Pozzallo un uomo di origine romena è stato fermato dai carabinieri per rapina aggravata ai danni di un anziano. Dopo averlo minacciato con un coltello e immobilizzato, gli ha sottratto 100 euro, la fede nuziale e l'orologio, ferendolo a una mano. L'uomo è stato rintracciato e bloccato la mattina successiva. Sicurezza negli ospedali. Nel pronto soccorso di Ragusa ora c'è un presidio di polizia per tutelare operatori sanitari e anche i pazienti. Veronica Barbarino. All'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un presidio di polizia per tutelare operatori sanitari e pazienti. Dopo l'esperienza positiva di Vittoria, in cui il presidio di polizia presso l'ospedale Guzzardi ha dimostrato l'effetto deterrente alle aggressioni, anche il pronto soccorso ragusano si presta a garantire a medici e avventori un clima di maggiore tranquillità. Grazie alla immediata disponibilità del direttore generale abbiamo individuato una stanza vicino al pronto soccorso. È una cosa che riteniamo necessaria non perché a Ragusa occorra un presidio di polizia all'interno del pronto soccorso, perché non ci sono statisticamente eventi che ci potevano portare a prendere questa decisione derivanti da fatti di cronaca accaduti. Però è sempre bene che ci sia, perché più presidi di polizia ci sono è sempre bene. Il presidio sarà operativo dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato. Nelle ore serali, notturne e la domenica la sorveglianza sarà garantita da guardie giurate, oltre alle volanti o ai carabinieri presenti in zona, a seconda del piano coordinato del territorio. Musica. Tony Pitoni ritorna in Sicilia dopo il grande successo a Sanremo. Inaugura il suo tour partendo da Palermo e tra un concerto e i social fa anche una visitina speciale al club rosanero allo stadio Barbera. Vediamo con che conseguenze. Desiree Ferrito. Personaggio che divide, il siracusano Tony Pitoni ritorna nella sua Sicilia dopo il grande successo del Festival di Sanremo, che lo ha visto trionfare alla serata cover con The Ladies of Trump insieme a Dito nella piaga, per il primo spettacolo del suo tour al Golden di Palermo. L'apprezzo di Tony è la poeticità a livello musicale, perché nel suo album trovi di tutto, dal funky alla trap, tutto. Il più giovane tende a cogliere di più la satira che c'è dietro le sue canzoni, quindi non penso siano testi fatti con troppa serietà, ecco. Musica, ironia e provocazione. Il performer punta più sull'intrattenimento immediato e sulla costruzione del personaggio che su una proposta musicale strutturata. Tony Pitoni coinvolge il pubblico, gioca con l'assurdo e trasforma il suo concerto in uno show quasi teatrale. In terra sicula, ospite del club di Via del Fante, prima della partita contro il Mantova, al Barbera Pitoni torna a far parlare di sé. Tutti impazziti sui social per il video negli spogliatoi, dove osserva le maglie dei giocatori rosanero e la sua con il numero 21.
Al suo fianco c'è l'iconica maglia del Palermo di Luca Toni, trasformata per l'occasione. Prima di entrare in campo saluta lo storico magazziniere e cita la frase diventata un meme sul palco di Sanremo. Qua non cago, Vabbè. Tra un po' il calcio giocato, dopo la nostra pausa, il Catania che perde a Benevento e dice addio alla corsa al primato, e il Trapani sconfitto in trasferta, e poi ancora il Siracusa che festeggia a Casarano. State con noi, vi aspetto. Il Catania perde a Benevento e adesso deve concentrare il proprio sguardo sui play-off. Al Vigorito buona prestazione, ma anche difetti già emersi in altre trasferte. L'inviato Marco Cardi. Un punto nelle due partite più importanti con Salernitana e Benevento. Questo è il bottino raccolto dal Catania dopo due prestazioni positive che potevano valere altro e che ribadiscono il concetto. Il Catania perde la possibilità di lottare per il primato, non certo negli scontri diretti. A Benevento addirittura gli etnei sono riusciti a passare pure in vantaggio con Lunetta, ma poi sono emersi alcuni mali. Difficoltà in questo caso nel gestire il vantaggio, il Benevento ha pareggiato subito con la Mesta, ma soprattutto nel chiudere l'incontro nel momento migliore, fra la parte finale del secondo tempo e un avvio di ripresa in cui il Catania tiene il pallino ma non punge, se non con qualche conclusione da fuori. Noi in certi momenti dove potevamo essere più fortunati, avere qualche punto in più, non ce l'abbiamo avuto. Poi è normale che sotto l'aspetto mentale e psicologico, quando hai un certo vantaggio, gestisci in maniera diversa le partite, invece che tu devi rincorrere sempre, devi vincere, magari perdi lucidità. A Benevento Toscano, consapevole dell'unico risultato utile per tenere viva la corsa al primato, cambia e prova a vincerla con Caturano e Bruzzaniti, ma segna il Benevento che, contrariamente al Catania, concretizza l'occasione con l'attaccante più caldo del momento, cioè Mignani, che entra e fa gol. C'era Marico, questa è la verità, speravamo, pensavamo, ci auspicavamo di venire qua e portare a casa i 3 punti, così non è stato. Trapani battuto 4-2 nella trasferta di Cerignola, squadra granata sempre più giù in classifica. Lunedì la giustizia sportiva si pronuncerà sul suo destino. Franco Cammarasana. Squadra granata sempre più in fondo alla classifica e sul bordo di un autentico precipizio. Al 10° Battimelli si fa respingere una conclusione in angolo. Il Cerignola però riparte veloce e va in vantaggio con una bella girata di Zac Ruggiero, giocatore in prestito proprio dal Trapani. Al 29° su un altro contropiede Galeotti respinge un diagonale di Gambale che dal successivo angolo realizza di testa il raddoppio. Il 3-0 giunge al 39°, solita azione veloce di rimessa del Cerignola, appoggio di Vitale per Paolucci che al volo batte Galeotti. A tempo scaduto Gasparro trattiene per la maglia Battimelli e l'arbitro, dopo un lungo consulto video, assegna il calcio di rigore che Celeghin trasforma spiazzando il portiere. Ripresa con un Trapani finalmente aggressivo e più votato al gioco, ma guadagna solo calci d'angolo senza riuscire a far gol. Ci riesce invece al 76° Gambale su un cross di Russo, anticipa Motok realizzando il 4-1. All'82° Vasquez riapre la partita, ma ormai è troppo tardi. A tempo scaduto ci provano prima la Sorsa e poi Stauciuk, ma Russo respinge le conclusioni di entrambi. Domenica al Provinciale arriva il Crotone, ma la partita più importante il Trapani se la giocherà lunedì, quando la giustizia sportiva deciderà sul suo destino. Pari esterno per il Siracusa a Casarano, succede tutto nella ripresa con Puzzone che risponde al vantaggio pugliese di Cerbone, secondo risultato utile e consecutivo per gli azzurri di Turati, ma la situazione resta difficilissima. Marco Petrolito. Al Capozza finisce 1-1 al termine di una gara combattutissima il cui risultato non accontenta né Casarano né Siracusa, entrambe a caccia di punti pesanti ma per obiettivi ben diversi tra di loro. Sono gli azzurri a partire con più intraprendenza, la prima occasione arriva al 12°, tacco di sbaffo per Valente che calcia da posizione defilata ma Bacchin respinge. Il Siracusa gioca meglio ma è nella ripresa che la gara si accende, dopo una girata alta di Frisen a passare è la squadra di casa. Minuto 48, azione sulle sinistre di Ferrara e inserimento perfetto di Cerbone che elude la difesa azzurra e batte Farloni per l'1-0.
Gli ospiti reagiscono, al 76esimo sfiorano il gol con un potente destro di Riccardi che termina di pochissimo al lato e poco dopo, sugli sviluppi di un corner, arriva il pareggio. Cross di Valente, Puzzone sotto porta firma l'1-1 di testa. Al 90esimo il Siracusa sfiora anche il colpaccio con una punizione di Valente che esce di un soffio. Dall'altra parte Casarano vicino al 2-1 con la rovesciata di Sant'Arcangelo che si stampa sulla traversa. Ultimissima occasione ancora per gli azzurri, con un tiro da posizione defilata di Marafini, ma Bacchin para a terra. Adesso per la squadra di Turati si pensa subito al Giuliano, anche se il nuovo deferimento di ieri e la classifica è deficitaria, appaiono sempre più come una montagna difficilissima da scalare, nonostante questo punticino dia ancora una piccola speranza. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, l'appuntamento è come al solito per le 20, buon pomeriggio.